Amici bellini, dopo la scorpacciata di emozioni in Champions League ci riaffacciamo sulla Serie A, 36esima giornata. C'è chi gioca per un piazzamento importante, c'è chi gioca per la gloria, per l'orgoglio, c'è chi ha giocato oggi per ritrovare la forma, per esempio il Napoli, un amichevole, un allenamento congiunto con la Scafatese, che ci dice qualcosina in vista della formazione. Cominciamo! Vi anticipo subito che potrei dover postare uno short su questo canale, potrebbe essere però in inglese, no, dovrebbe essere in inglese, quindi se siete confusi non vi preoccupate, voi lasciate un like di supporto in generale, poi se la cosa si sviluppa ve la spiego, è un'opportunità. Vediamo se riusciamo a coglierla. La concorrenza sarà feroce, ma io ci devo provare perché è uno sfizio incredibile. Quindi il like, ma il like anche questo qua, perché ci possiamo affacciare a parlare di pronostici di una giornata che secondo me è un po' particolare per un paio di motivi. Quindi noi ci possiamo già spostare in questa zona qua, vedendo insomma quelle che sono le probabili che ci dicono, con alcune formazioni che insomma hanno un pochino più di stimoli di altre sicuramente. Il Napoli per esempio giocherà per ultimo contro il Bologna, tantissimi sono gli stimoli per me, poi vedremo la squadra. Abbiamo saputo che oggi c'è stato l'allenamento con la Scafatese, ci hanno detto di un 2-2 con gol di Giovane e un autogol della Scafatese. Abbiamo preso 2 gol, non benissimo onestamente, ma si sa che questi allenamenti servono per ritrovare minuti nelle gambe, per esempio di Lorenzo che ci hanno detto ha fatto tutta la partita, oppure un Vergara che ha fatto metà partita. Nel primo tempo ci dicono anche che ha giocato Anghissà, che ha giocato Gilmour e che ha giocato Elmas insieme con Meret e Elmas, protagonisti di un contenuto social per socios, tutta la cosa VIP. Se paghi sei un vero tifo, bruttina come cosa, se ci pensi è bruttina, che devi pagare per avere poi un trattamento VIP, altrimenti non sei un vero tifoso. Non mi ha fatto impazzire. Comunque vedremo se poi i protagonisti Meret e Elmas saranno riconfermati l'anno prossimo o no, perché non si farà altro che parlare di mercato, degli allenatori eccetera eccetera, ma andiamo con calma. Allora, Torino-Sassuolo, io poi controllerò sempre se ci sono novità semplicemente azzurre, perché questo video dovrebbe finire sul calcio fluido, ma lascio marinare ancora un pochino il video sul Bayern PSG, che ha senso di esistere, quindi voi mi capirete. Andiamo avanti. Torino-Sassuolo, due squadre che insomma non hanno più niente da chiedere, però l'ho detto sul Sassuolo, per quanto riguarda il Sassuolo l'ho detto più volte e loro hanno continuato a giocare anche abbastanza bene e a portare risultati, non ultimo quello col Milan, quindi vedo un po' di defezioni anche abbastanza importanti, perché se c'è Ngie qui come possibile insomma compagno di Simeone in attacco, io poi mi giro da questa parte, ma fate conto che sto guardando là perché mi sono voluto mettere al centro per farvi vedere anche gli infortunati, i diffidati che ci sono nelle varie squadre. Vedo un Marianucci confermato al centro della difesa, mentre alcune defezioni qui per il Sassuolo sono un po' più importanti, perché in dubbio Itzes e vedo il Valukiewicz, che è uno di quei giocatori che io non mi fanno impazzire, centrale di difesa. Questa cosa qua potrebbe secondo me sconquassare un pochino la linea, e quindi posso immaginare che se ci sarà un duello Simeone lo può vincere, così come posso immaginare un Torino che può andare in difficoltà sul lato sinistro, perché Obrador spinge molto, ma abbiamo visto che in fase difensiva un pochino può soffrire. Dipenderà da Volpato o da Berardi chi dei due giocherà. Quindi noi ci giochiamo Simeone, ci giochiamo nel senso con noi stessi, io non gioco Simeone, più l'esterno destro che sarà o Volpato o Berardi a seconda. Poi però teniamo presente quelli che sono i miei avversari, gli altri cantafalci, perché secondo me quelli là poi io devo gufarli con un pianto. Fatemi scrivere Berardi. Cagliari Udinese, io ancora sto Foro Ruscio in attacco, onestamente non lo capisco, io lo vorrei vedere. Sì, it's obviously for me and Kevin it's That's not Italian. no, in italiano. Questo è Kevin, una buona giocatore, con me è semplice to giocare con Kevin, so per me oggi è una grande vincere con una grande squadra, con Cagliari in casa.
dal centrocampo si inserisce, non lo so se sta pagando questa cosa onestamente. Ultime partite per Palestra, insomma, per convincere chi vorrà buttarsi, chi vuole essere milionario e chi vorrà buttarsi all'assalto se non confermare la sua presenza nell'Atalanta. L'Udinese che dovrebbe ritrovare Davis in attacco, ma che perde Kabasele squalificato al centro della difesa, quindi anche qua io vedo un pareggio, un 1-1, ma stavolta fatemi vedere sempre i miei avversari. C'è un avversario che ha proprio Palestra e quindi scriviamo Palestra, e dall'altra parte mi sfizia un gol di Zaniolo che non segna, anche se è stato sfortunato, ci è andato molto vicino, ma non segna da un sacco di tempo Zaniolo. Dopodiché questa partita qua non è assolutamente scontata per due motivi fondamentali. Prima di tutto c'è la Coppa Italia poi mercoledì, le stesse partite, quindi entrambe potrebbero avere un occhio alla Coppa Italia. L'Inter ha appena vinto lo scudetto, appena vinci ti può cadere un pochino quella voglia di azzannare l'avversario, e potrebbe anche esserci un forte turnover da parte dell'Inter. Ecco perché molti dubbi vengono su giocatori che di solito non ti danno dubbi. È una partita secondo me di difficilissima lettura, difficilissima. La Lazio, prima di poi affrontare l'Atalanta in Coppa Italia, ha affrontato noi e ci ha battuto, quindi possono anche prendere questa partita come un allenamento, ma un allenamento serio per loro. Non è una questione di classifica, è una questione di provare delle cose e cercare di mettere in difficoltà l'Inter. Quindi io anche qua mi sento di dire pareggio. Ci sono avversari che ho che hanno uno Di Marco e uno Dumfries. Mi piacerebbe segnasse Lautaro per le cose mie, che dovrebbe giocare per ritrovare la forma, per ritrovare i 20 minuti che gli mancano della partita, ma io non sono sicuro che giocheranno sia Dumfries che Di Marco, non li portano al 100%. Di sicuro abbiamo visto che Di Marco vuole fare altri assist per consolidare questo suo record in Serie A, e vedo gente che si riposa in difesa. Taylor, c'è un avversario che ha Barella, quindi ho un assist di Dumfries o di Marco con Barella. È una partita secondo me che potrebbe vedersi delle cose strane, perché fidate. Qui invece pochi dubbi, così come non avevo dubbi col Verona, wink wink, le faccio i wink wink, ma non dovrebbe, insomma, devi approfittare del Lecce, e rivediamo qua una possibilità di un Vlahovic titolare, il che secondo me a Spalletti piace più di David o di altre soluzioni tipo falso 9 con Bocao, con Ildiz. Ildiz non è in grandissima forma, e il Lecce è il solito Lecce, onestamente, che ha questo piccolo margine di vantaggio sulla Cremonese, che però se lo depaupera, la Cremonese ha una grande opportunità col Pisa di accorciare le distanze, quindi la partita la dovranno fare seria, ma non significa perché puoi fare la partita più seria del mondo, l'avversario è più forte e ti batte 3-1, che se la Juve passa in vantaggio subito, per esempio con riesce a fare un gol con 6, no, fatemi vedere i miei avversari, non hanno molti giocatori della Juve. C'è un David, magari un gol David lo fa nel secondo tempo, perché poi non è sicuro che gioca Vlahovic. David con Seisao può mettere in difficoltà quella accoppiata Gallo-Tiago Gabri. Tiago Gabri è lungo, giovane, molto lungo, però magari nel breve il con Seisao può scappare. Con Seisao un altro gol di banda, perché un mio avversario ce l'ha, magari lo mette, e poi la chiude Ildiz. Così poi questa partita potrebbe influenzare secondo me anche Cremonese-Pisa, ma prima ci sarà il Verona Como. Verona che ha dimostrato, al di là della retrocessione, che quando vuole fare la partita la fa anche Arcigna, e l'abbiamo visto. Però il Como anche ha dimostrato che quando si mette lì, dai, anche i blocchi bassi riesce a trovare una soluzione. Adesso questo scontro ideale tra Verona e Pisa ci potrebbe essere a chi arriva ultimo, però io vedo uno 0-2. Guardando i miei avversari, Nico Paz e Duvikas, oppure Diao, ce li ha tutti, quindi diciamo Nico Paz che c'era andato vicino col Napoli, anche Diao, anche Duvikas. Puntiamo sul greco, e quindi se il Lecce ha perso la spinta che può dare la Cremonese, dice dobbiamo mo approfittare, se non approfittiamo qua, quando approfittiamo? Idem potrebbe pensare il Pisa, con meno, onestamente, meno forza. Se il Verona perde col Como li possiamo scavalcare, ma sono tutte parole al vento, perché poi chi dovrebbe farla questa partita? D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora,
L'idea è che abbiamo rivisto Vardy. Ora io non lo vedo qua titolare, però secondo me deve uscire, questo è il momento in cui deve uscire il grande campione, anche un po' attempato, ma in Serie A va benissimo. Quindi Vardy, nel Pisa nessuno, quindi scriviamo 1-0 Vardy. Anche tra Fiorentina e Genova vorrei vedere un po' di orgoglio. La Fiorentina è comunque 16ª e quintultima, è veramente triste. Adesso sto sentendo anche che non vogliono confermare Vanoli, non mi sorprende, e si parla di Grosso, magari si parla anche di Sarri, che avrebbe proprio senso. Sarri, il toscano, sì, è nato a Bagnoli, ma è toscano in realtà. Quindi vediamo. Voglio sperare in una partita aperta, perché il Genoa comunque non se ne frega. La Fiorentina che potrebbe raggiungerli a 40 punti. Vedendo i miei avversari, vi posso dire che si potrebbe riprendere Gudmundsson, che sta giocando malino ultimamente. What? Please. Just go for it, it's funny. Vabbè. Il Genoa su 2 partite che non segna, si sono un po' inceppati. Un gol del Piccione, se lo deve marcare Ranieri, secondo me. Andiamo anche qua 1-1. E poi arriviamo alle squadre che ancora sognano di qualificarsi in Champions League. Il Parma, la Roma deve affrontare il Parma e deve approfittarne sulla scia della grande vittoria contro la Fiorentina, molto rumorosa. Non credo che possano fare 4 gol anche al Parma, però secondo me un paio sì. Considerando i miei avversari, ne hanno parecchi della Roma, c'è sia Celik che Hermoso, c'è Wesley, c'è Manu Koné, c'è Ndicà, quindi scriviamo questi improbabili, Ndicà e Wesley. Dopodiché passiamo a 2 squadre in grande crisi, in crisi seria. Atalanta senza più velleità di classifica, Milan ne ha, però sta dimostrando di non avere la forza di battere gli avversari. Io penso che in qualche modo questa qua la riusciranno a sfangare, visto che il mio avversario Pulisic ce l'ha. Lo scriviamo. C'è un altro avversario che c'ha Scamacca, però Scamacca e magari Rabiot per un 2-1 Milan. E poi c'è Napoli-Bologna, che onestamente è una tripla. Atalanta ancora non lo sa che Di Lorenzo è recuperato, sta qua dietro di me e secondo me giocherà titolare, o comunque lo vedremo in campo. Spero in un 2-1 per il Napoli. Mi fa un po' paura quel Rowe sulla fascia sinistra. Poi sarà interessante vedere se il Bologna è effettivamente 4-3-3 o 4-2-3-1, se Som è effettivamente mezzalo, se giocherà più vicino a Castro, perché questo cambia molto il modo in cui noi ci dobbiamo schierare. Ma Rowe contro un Beukema, contro un Di Lorenzo che è appena tornato, potrebbe secondo me creare dei problemi. Sicuramente il giocatore più interessante che è il Bologna in questo momento. La sfida a Højlund con Lukumi sarà bella tosta, saranno tutte mazzate, ma Santos può creare difficoltà a Zortea. Ora, per andare direttamente lui alla conclusione o per metterla in mezzo per un inserimento di McTominay, non avendo io McTominay, fatemi vedere i miei avversari. C'è un avversario che c'ha Orsolini, dovrebbe giocare? Orsolini, se gioca Orsolini pure lui più che Rowe, mettiamolo tra parentesi, mettiamoli tutti e due, sia Santos che McTominay, e la chiudiamo così. Dopodiché fatemi vedere i like, se ci sono delle novità. Non ne vedo, c'è solo un intreccio che parla ancora di Hila. Secondo me è anche legato al fatto che si parla di Sarri, quindi Sarri conosce Hila, le solite cose che si devono dire. Ma c'è questo interessamento che si parla spesso di Beukema verso il Liverpool. Onestamente non lo so, così come si è parlato di Manna con un interessamento della Roma. Secondo me ha poco senso questo movimento, e io credo che De Laurentiis, mi arrivano anche spifferi, insomma, che De Laurentiis vorrà confermare, ma non è che se ne vuole liberare. Se poi è Mann che se ne vuole andare è un altro paio di maniche, ma non è che possiamo smobilitare nel centenario della storia del club. Bene, tenete d'occhio tutti i piccoli contenuti anche sui mini social, le cose che possono succedere. L'Europa League onestamente la salto, anche se sarebbe interessante vedere se la Aston Villa riesce a ribaltare la partita col Forest, col Nottingham Forest, Lucca, e quindi così, ma magari saltiamo e ci vediamo direttamente domani da New York. Valerio Fluido è tutto, l'analisi approfondita tra Napoli e Bologna arriva, non vi preoccupate.